Dal Bassanese all'Alta Padovana, dalla Pedemontana Trevigiana alla Riviera del Brenta, territori devastati dalla grandine, 500 le chiamate alle centrali operative dei Vigili del Fuoco, oltre un centinaio i feriti al pronto soccorso. Dopo il bellunese, stato di emergenza esteso in queste ore dal Presidente del Veneto Zaia anche alle province colpite dalle violente grandinate di ieri. Dal segretario Dem Martella appello al governo, stato di calamità. La drammatica conta dei danni di comuni, aziende, privati cittadini, auto, tetti, impianti fotovoltaici, serre raccolti, le testimonianze di chi ha vissuto la pioggia di ghiaccio come un'apocalisse. Carrozzerie, centri per la riparazione e la sostituzione di parabrezze e lunotti presi d'assalto fin dal mattino, ma il personale scarso e i pezzi di ricambio difficili da reperire. Ci vorrà tempo per accontentare tutti, dicono. Le prime stime dei danni causati dal maltempo in provincia di Belluno parlano di svariati milioni di euro, un territorio piegato ancora una volta soprattutto dal forte vento che ha scoperchiato case e schiantato alberi. Rimangono critiche le condizioni del bambino di 5 anni investito ieri pomeriggio vicino alla stazione di Padova dall'auto condotta dal presidente dell'Ordine dei Medici che ha subito prestato i primi soccorsi. Difende una donna in piscina e viene preso a testate dal molestatore. Il fatto è accaduto qualche giorno fa in una struttura della Pedemontana, vittima un musicista bassanese. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Avete sentito in primo piano un'ampia pagina dedicata al maltempo, alla tempesta di vento e grandine che si è abbattuta nel tardo pomeriggio di ieri in gran parte della nostra regione. Tra le aree più colpite quella della Marca trevigiana, ma poi faremo la fotografia anche dalle altre province con i nostri servizi, ma iniziamo dal trevigiano con lo stato di emergenza nell'Alta Marca, ingentissimi i danni della grandinata che si è abbattuta ieri sera tra Pederobba e Crocetta del Montello, centinaia le auto distrutte, sorte analoga per i pannelli fotovoltaici. Un evento apocalittico le cui dimensioni ancora non sappiamo stimare. Come amministrazione il sindaco immediatamente ieri ha presentato la richiesta di stato di calamità naturale e ci stiamo impegnando fin da subito con tutte le istituzioni coinvolte affinché capiscano la gravità della situazione e si muovano coerentemente, anche prevedendo ristori. Non sarà facile quantificare i danni di una serata da Tregenda in questo lembo dell'Alta Marca. Tra Unigo e Levada di Pederobba i danni maggiori. All'esterno del municipio nessun mezzo, nemmeno l'auto della polizia locale è stato risparmiato, ma è il patrimonio privato ad aver avuto la peggio, uno stillicidio su tutto il territorio. Mamma mia ragazzi, mamma! Macchina Dio! Tantissimi i privati che hanno subito gravi danni alle abitazioni, alle automobili. Non c'è una sola automobile che oggi, stamattina o ieri pomeriggio non fosse stata coinvolta dalla grandinata, ma anche gli edifici comunali hanno subito ingentissimi danni e abbiamo immediatamente stanziato una cospicua somma per far fronte all'emergenza. Dopo Pederobba la grandinata dei record si è spostata su Cornuda, Crocetta e buona parte del Montello. Vigili del fuoco e volontari hanno operato per diverse ore. Arrivavano quasi come arance, è durato un quarto d'ora, era pazzesco. Comunque poi senza vento, quasi senza né acqua né vento, è quasi asciutta. È una grandine immensa come un bombardamento. È stata una fortuna che nessuno si sia fatto, non si è fatto male a nessuno. In queste ultime 24 ore sono successe diverse calamità in tutta la regione, quindi noi ci affiancheremo perché comunque abbiamo diverse attività che hanno subito danni, ma anche tante case private, dicevo prima dei fotovoltaici, insomma ce ne sono diversi, soprattutto in alcune fasce del paese. Nuvole nere e fulmini hanno caratterizzato l'intera serata, ore difficili da dimenticare. Centinaia le auto danneggiate, i carrozzieri parlano di una situazione mai vista e centralini di carrozzieri ma anche di quelle ditte che si occupano di riparare o sostituire i vetri presi d'assalto sin dalle prime ore di questa mattina.
Diciamo che le persone sono molto sconvolte, demoralizzate e non sanno cosa fare né come prendere la situazione. Adesso vediamo, cerchiamo un po' prima di rasserenare le persone e dopo prenderemo la decisione come comportarsi per le riparazioni. Saranno comunque riparazioni molto lunghe, ci vorrà tanto tempo perché le macchine sono tantissime. Mai vissuta una cosa del genere? Da quando il maltempo si è abbattuto sull'Alta Marca, i centralini delle carrozzerie sono andati in tilt, parabrezze implosi, finestrini rotti, ammaccature profonde. Qui siamo a Maser, qualche sostituzione è già in corso, ma le auto distrutte raccontano di tante tragedie sfiorate. In alcuni casi i tettucci sono stati sfondati. La reperibilità dei ricambi di sicuro sarà molto più lunga del previsto, insomma. Se prima era 2 giorni, adesso anche una settimana, anche 15, 20, non si sa. E probabilmente le ferie non aiutano in questo, magari no, le ferie no, non aiutano in questo perché manca pochissimo a Ferragosto, quindi anche con i fornitori non sarà così facile. Anche con i fornitori non sarà facile. Ore complesse anche per le compagnie di assicurazione e gli agenti sul territorio. Anche qui per la mappatura dei danni e per le varie procedure ci vorrà del tempo. Da stamattina alle 7 da casa hanno incominciato a chiamare, ma giustamente i danni sono tanti, non solo sulle macchine ma anche sui fabbricati industriali e non. E quindi fotovoltaici e tutta sta roba mette in pensiero la gente, chiedono, siamo assicurati, è tutto a posto, perché comunque sta diventando una costante questa, insomma, ecco, perché ogni anno c'è sta roba. Abbiamo incominciato la settimana scorsa e adesso vale, questa e non è finita. Dalla Marca trevigiana ci spostiamo in un'altra area duramente colpita dalla tempesta di ieri, la Riviera del Brenta, già segnata dal tornado del 2015. Un disastro, palline da tennis sempre più grandi. Auto distrutte, tetti, finestre, i cappotti degli edifici, pannelli fotovoltaici. Il maltempo, una commistione micidiale di vento e grandine ha colpito ancora una volta la Riviera del Brenta. Strappia, Niga, Camponogara, Campolongo, Fiesso d'Artico, Fossò, Chioggia. Ma ad avere la peggio ancora una volta è stato il comune di Dolo. Nel tempo di qualche minuto sono proprio scese dal cielo dei pezzi sembravano pietre vere e proprie. Poi quando mi sono resa conto che era grandine volevo riparare l'auto e non ho nemmeno fatto in tempo perché era veramente, per 10 minuti io ho veramente vissuto l'inferno dentro l'abitacolo dell'auto. Ho visto 2 alberi in parcheggio che si stavano sradicando, ho deciso di aver coraggio e di entrare in casa e mi sono proprio capitate addosso, tra l'altro lasciandomi dei grossi lividi oggi. Partito qua là, e tutti i danni sui soffiti, sui copi, di cascare i copi bisogna stare attenti e porte davanti dei bambini non so poi chiudere. Scenario apocalittico qui a Dolo, difficile non tornare con la mente a quel luglio del 2015 quando il tornado ha devastato questo comune e altri della Riviera del Brenta. Guardate quest'albero, è stato completamente sradicato dal terreno. La disperazione è tanta, soprattutto tra le fasce più deboli della popolazione dolese, che lancia un appello. Prima il tornado, dopo la pandemia, adesso sto disastro. Dolo è un disastro, penso sia uno dei paesi più... e non credo che il signor sindaco possa farcela da solo, risorse non ce ne sono. Speriamo che la regione, lo Stato, qualcuno ci aiuti perché non si può stare così. Abbiamo gli alberi sopra il tetto da ristrutturare e non credo che un comune come il nostro, che poi fa frazione a altri 2 comuni, possa darci una mano. La violenza della grandine ha colpito anche tutta la facciata di questo condominio dove ci sono alloggi comunali, tra l'altro un condominio che era stato completamente rinnovato solamente 2 anni fa. Decine le telefonate ai vigili del fuoco impegnati in interventi per danni da grandine, dissesti statici, rimozione di lucernari, vetri pericolanti, taglio di rami e alberi caduti, messa in sicurezza di impianti fotovoltaici e coperture tetti. Un centinaio gli interventi nel veneziano. Telefoni bollenti anche nelle agenzie assicurative, come racconta questa gente che a sua volta ha subito danni.
E la processione di clienti che ovviamente, ma chi anche ha rasentato la disperazione perché si è trovato tra l'altro le case appena ristrutturate con i vari cappotti sistemati che erano completamente danneggiati, fotovoltaici distrutti. È opportuno che venga immediatamente istituito un ristoro per i danni, poi anche qui nell'area commerciale della zona dello Squero dove sono stati estremamente colpiti. Adesso vediamo qual è la situazione in provincia di Padova. Chicchi di grandine, grandi come mele, una raffica micidiale che si è abbattuta per circa un quarto d'ora nella cintura urbana e nell'Alta Padovana, grandine accompagnata da forti raffiche di vento. È la lunga conta dei danni della burrasca estiva che ha colpito gran parte della regione che questa volta non ha risparmiato Padova e la sua provincia. Ecco le foto dei chicchi giganti raccolti a San Giorgio delle Pertiche, Campo d'Arsego e Villafranca Padovana, dove molti quartieri sono rimasti per ore senza corrente. Danni alle auto e alle case, cruscotti infranti, tapparelle che sembrano investiti da una scarica di proiettili. Cadoneghe è uno dei comuni più colpiti. Si lavora ancora per rimuovere le fronde degli alberi del giardino dell'Istituto Boaga che sono collassati sotto le forti raffiche di vento, ostruendo completamente il passaggio lungo via Marconi che collega il centro paese con il quartiere della Castagnara. La strada resta chiusa. Il sindaco Marco Schiesaro parla di evento drammatico. Già dalle 9 di ieri sera emergeva tutta la drammaticità dell'evento, è stato qualcosa di inaudito. Abbiamo finestre delle case rotte, coppi rotti, pannelli fotovoltaici che sono stati sradicati assieme ad alberi che contano più di 50-70 anni. Abbiamo strade ancora fuori uso, quindi sono chiuse al traffico. Sempre in via Marconi gli alberi caduti hanno creato problemi alla fornitura elettrica. Gli alberi hanno tirato giù delle importanti linee di energia elettrica, per cui siamo senza gas nell'area della Castagnara, che in questo momento i negozi sono chiusi perché sono privi di luce, di corrente. È stata staccata anche la fornitura del gas perché si sentono odori, deve esserci una qualche fuga di gas e gli operatori vigili del fuoco sono sul posto. E poi abbiamo delle zone, delle sacche nelle aree agricole. Adesso mi hanno appena informato che in via Negrisia siamo ancora senza corrente. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco di Padova che stanno ancora operando nella zona dell'Alta Padovana, in particolare a Cittadella. E restiamo in provincia di Padova perché danni ingenti anche nei comuni della cintura urbana della città, tra i più colpiti Limena e Vigonza. Il comune di Limena, flagellato dalla grandine, tantissime auto devastate, pannelli fotovoltaici distrutti. L'accesso alla zona industriale del comune, alle porte di Padova, è stato chiuso in via Breda per un albero caduto in mezzo alla strada che si è abbattuto su un camion in sosta. Dopo il temporale e la grandinata che hanno sostanzialmente trasformato Limena in un terreno, in una zona di guerra, abbiamo dovuto chiudere da ieri sera alle 9. L'albero è caduto sopra un camion, fortunatamente non c'erano gli occupanti e abbiamo dovuto transennare l'area. Tra i tanti residenti che hanno subito i danni della grandine alle auto, anche il sindaco Stefano Tonazzo. La zona industriale è stata colpita da vento forte e grandine più piccola, ma la zona residenziale ha avuto un fenomeno di grandine di queste dimensioni, quindi abbiamo visto le fotografie e stamattina in comune appunto c'è un pellegrinaggio di persone che vengono a chiedere appunto come comportarsi e appunto come stare anche attenti alle situazioni che ci sono di vetri rotti. Sempre nella cintura urbana anche il comune di Vigonza è stato colpito duramente dal maltempo. Siamo partiti da questa notte con la rimozione degli alberi che ostruivano le vie principali del comune per garantire già da questa mattina una viabilità ai nostri cittadini. Sono partite invece da questa mattina le pulizie delle strade, delle caditoie, perché temiamo che in caso di un nuovo evento atmosferico ci sia il rischio di allagamenti
e come vedete anche alle mie spalle stiamo già partendo con la sistemazione degli edifici comunali che sono stati duramente colpiti. La sede del municipio ha riportato danni ingenti alle vetrate, pannelli e fotovoltaici danneggiati, molti pali anche dell'illuminazione pubblica che resteranno spenti. Il sindaco ha ringraziato i cittadini che hanno già iniziato a ripulire le caditoie dal fogliame e dai rami abbattuti dal vento per evitare possibili allagamenti in caso di nuove piogge. Ho già inviato una lettera al presidente Zaia e al ministro dell'interno per il tramite della prefettura per chiedere lo stato di calamità naturale, facendo presente che oltre agli ingenti danni alle strutture comunali anche tanti nostri cittadini hanno avuto danni alle abitazioni e alle auto. Nel Bassanese, il comune più colpito, Tezze sul Brenta, con danni ingentissimi ad auto, case e aziende. Come ho messo piede dentro, ho aperto il magazzino, ho visto il mondo che mi cascava addosso. 50 anni, scusate, 50 anni di lavoro. 50 anni di lavoro distrutti in pochi minuti da una tempesta di ghiaccio. Erano le 19:30 quando anche a Tezze sul Brenta la pioggia si è trasformata in veri e propri proiettili di ghiaccio grandi quasi 10 centimetri, colpendo soprattutto la zona est del comune, Stroppari, Campagnari e Belvedere. Sono bastati 15 minuti di grandine per mettere in ginocchio l'intero territorio, danni ingenti alle campagne coltivate, alle abitazioni e alle auto, ma soprattutto alle aziende del territorio. Acqua dappertutto, il coperto era andato, mobili sotto acqua, consegne pronte da fare e tutto è nato in fumo. Si immagini cosa mi è passato per la testa. Che danni ha avuto? Danni ha avuto, sono 1200, qui ci sono 1250 metri di copertura da rifare. Tra magazzino, laboratorio e produzione penso ci siano stati quasi 200.000 euro, 200-250.000 euro di roba pronta da consegnare. Sono state più di 100 le chiamate di aiuto nella notte, al lavoro da quasi 24 ore, i vigili del fuoco di Bassano, Cittadella, Recoaro e Tiene, auto completamente distrutte, tetti 1000 pezzi, allagate diverse abitazioni, ma soprattutto veri e propri scenari apocalittici. Che noi eravamo in consiglio comunale, è stata un'apocalisse ed è stata, però neanche io mi aspettavo che dopo, guardando le telecamere da remoto, ho visto tutto questo scenario e sono venuto qui in azienda a sincerarmi. Infatti quello che abbiamo visto per le telecamere questo era. Buchi al tetto del deposito di più di 3 metri, danni per oltre 200.000 euro, voragini che dovranno attendere l'estate per essere poi sistemate. Mi hanno già avvisato che fino alla fine di agosto non si può fare la copertura perché anche siamo in periodo di ferie e bisogna aspettare che arrivi tutto sto materiale. E se dovesse piovere? Entra, non possiamo farci niente. E dopo la tempesta di grandine rimangono i danni e lo sconforto. Sono differito perché ti immagini tutto ma all'infuori di questo, una cosa proprio indescrivibile. Intanto il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso in cui dichiara condizioni di instabilità a partire dal pomeriggio sera di oggi, soprattutto sulle zone montane e pedemontane, meno probabili ma non del tutto esclusi anche sulla pianura. Domani e fino alla sera di sabato di 22 luglio sono previste condizioni di tempo a tratti instabile con probabili rovesci e temporali sparsi e intermittenti. E il presidente Zaia ha firmato in queste ore l'estensione dello stato di emergenza. Sono stati 110 gli accessi al pronto soccorso per persone rimaste ferite proprio a causa del maltempo. Un'ulteriore catastrofe che si aggiunge a quella del Bellunese, più province colpite, Padova, Vicenza, Treviso e molto altro ancora. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato l'estensione dello stato di emergenza alle province colpite dalla doppia violenta grandinata che ha seminato devastazione dal Bassanese alla pianura trevigiana. 500 le chiamate alle centrali operative del 115, quasi 300 quelle che hanno necessitato o necessiteranno di un'uscita sul territorio da parte dei vigili del fuoco. E poi c'è il tema dei feriti.
Basti dare un dato: 110 persone che hanno avuto accesso ai nostri pronto soccorsi del Veneto, soprattutto della provincia di Venezia e Padova. Grandine grossa come pietre che ha distrutto molto spesso impianti fotovoltaici, tetti che se ne sono andati, colture a pieno campo e molto altro ancora. Direi, i danni alle auto non ne parliamo, il vento fra l'altro ha divelto molte piante d'alto fusto, direi che i danni ci sono. Abbiamo già fatto uscire le squadre di Veneto Agricoltura per delimitare le aree e cominciare a fare una conta dei danni. Ho fatto il decreto dello stato d'emergenza anche per tutte queste zone, quindi nella speranza che poi ci sia la possibilità di accedere al Fondo Nazionale della Protezione Civile. Il governatore ha ricevuto la chiamata del ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che gli ha espresso la vicinanza dell'intero governo ai territori veneti colpiti dal maltempo. E proprio all'esecutivo il segretario regionale del Partito Democratico, il senatore Andrea Martella, chiede di avviare la procedura per la dichiarazione di stato di calamità che includa, oltre ai danni causati dalla grandine, quelli provocati dal maltempo nel porto gruarese e in Cadore. Nel bellunese continua la conta dei danni del maltempo dei giorni scorsi. Una prima stima parla di svariati milioni di euro. Le nuove ferite inferte alla montagna come l'aquila di sangue sale sugli squarci ancora aperti a terra e nell'animo di chi vibra ad ogni raffica di vento. È così da quel drammatico autunno del 2018, quando Vaia cambiò l'orografia di intere vallate per sempre. Oggi, dopo i secondi drammatici di martedì che per miracolo hanno risparmiato vite umane, ma che si sono abbattuti senza pietà su case, fabbriche e boschi, si cominciano a quantificare le prime stime dei danni milionari. Il presidente della regione Luca Zaia non ha aspettato un minuto di più per dichiarare lo stato di emergenza esteso da questa mattina a tutte le aree del Veneto flagellate dalla grandine. La gente è spaventata, giustamente spaventata, perché oramai non è più 1 o 2 volte all'anno, inizia a essere, almeno nelle ultime settimane, 1 o 2 volte alla settimana. È la numero 1 di Confindustria Belluno Dolomiti a ringraziare per prima i soccorritori tutti e a richiamare la necessità di seguire il modello Vaia per la ricostruzione. Io ringrazio il presidente della regione Luca Zaia perché è stato molto tempestivo nel chiedere lo stato di emergenza. Noi però, siccome ci sono molte ferite aperte, c'è stato il Vaia, ma non è che noi abbiamo ancora superato il Vaia. Noi abbiamo bisogno assolutamente in montagna di interventi concreti e di interventi veloci. Non possiamo aspettare, incalza Berton, che auspica interventi tempestivi per il territorio bellunese che è molto fragile, e l'avvio di riflessioni ampie sul cambiamento climatico. Dobbiamo, innanzitutto smettere di negare o di pensare che questi cambiamenti sono, come dire, qualcosa che arriverà più in là, perché sono qui e sono oggi. E dobbiamo fare di tutto, e questo lo abbiamo capito, per prevenire e ridurre i rischi del mutamento climatico, che, come abbiamo detto, è già in corso. Guardiamo cosa è accaduto in Emilia-Romagna. Lasciamo questa ampia pagina dedicata al maltempo, passiamo alla cronaca. Bambino investito vicino alla stazione di Padova, ricoverato in pediatria. Alla guida dell'auto che lo ha investito il presidente dell'Ordine dei Medici, che ha subito prestato i primi soccorsi. Restano gravi le condizioni del bambino di 5 anni che ieri pomeriggio, intorno alle 5:40, è stato investito all'incrocio tra via Cairoli e via Bixio, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Padova. È bastato un attimo di disattenzione, una corsa dopo essersi staccato dalla mano della mamma in direzione della strada. In quel momento passava l'auto guidata dal dottor Domenico Crisarà. Il presidente dell'Ordine dei Medici ha tentato di frenare, ma il piccolo è sbucato fuori all'improvviso. L'impatto violento, il bambino ha sbattuto la testa ed è caduto a terra. Il medico è subito sceso dall'auto e con competenza ha prestato i primi soccorsi e allertato il 118, che è arrivato a sirene spiegate e ha portato il bambino in pronto soccorso pediatrico. Il dramma sotto gli occhi della mamma del piccolo, una donna nigeriana che ieri pomeriggio era uscita di casa per fare una passeggiata. Al momento dell'incidente stava parlando con un'amica. Il figlio, fatti pochi passi, ha iniziato a correre verso il centro della carreggiata. Poi il rumore dei freni e il botto. Ora è ricoverato in pediatria, cruciali le prossime ore per la sua ripresa. Musicista bassanese difende una donna in piscina e viene aggredito. Difende una donna in piscina e viene preso a testate dal molestatore. Il fatto è accaduto qualche giorno fa in una struttura della Pedemontana, dove il musicista bassanese Aldo Tresoldi si era recato con un amico per passare qualche ora di relax.
I due si sono accorti che un uomo importunava in modo piuttosto pesante una ragazza e 3 soldi è accorso in aiuto della malcapitata. È stata aggredita molto pesantemente a livello verbale, ha subito delle molestie e io ho preso difesa di questa persona e questo signore si è avvicinato e parlando mi ha colpito. Mi ha colpito proprio parlando, quando non me l'aspettavo mi ha dato una testata e mi ha spostato il setto nasale. L'aggressore è passato dalle parole ai fatti in un istante. Subito c'è stata una piccola minaccia, iniziò a dire ti uccido, ti ammazzo, come diceva anche all'altra ragazza, però vabbè, piuttosto che l'abbia fatto a lei ho preferito che la facesse a me, così almeno fa incassare un po' di più. Della vicenda sono stati informati i carabinieri, ma il 23enne dovrà bloccare la sua attività di musicista per qualche tempo o almeno ridurla. Sì, per un periodo devo fermarla, non posso più suonare, non posso più fare niente. E posso magari spostare più sul tutto sull'insegnamento, sulle cose, però a livello di concerti sono fermo. È tutto per queste edizioni, previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al meteo. L'anticiclone si indebolisce, la pressione cala bruscamente sul nostro territorio, pertanto la giornata di venerdì 21 luglio sarà instabile, ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo variabile con spazi di sereno alternati ad annuvolamenti irregolari. Saranno probabili fasi di precipitazioni a tratti anche intense. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime tra 16 e 22 gradi, massime tra 28 e 33 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche in questo caso poche novità. Avremo una nuvolosità variabile, rovesci sparsi e temporali a più riprese, alternati a schiarite, ma con maggiore probabilità nel pomeriggio sera. Temperature minime tra 16 e 24 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il sole apparirà solo a tratti e in giornata saranno probabili rovesci e temporali abbastanza diffusi. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime sui 31 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.